Il problema della distribuzione idrica in provincia sta creando numerose problematiche ai cittadini per via della mancata erogazione dell'acqua. Su questa vicenda, sollecitato dai colleghi della Stampa, è intervenuto Fabio Siciliano, responsabile della protezione civile. La gestione dell'acqua non si fa in estate, ha affermato Siciliano, l'emergenza si gestisce durante i mesi invernali e quindi adesso si lavora. La gestione dell'acqua del territorio ovviamente è del territorio. Io faccio un ragionamento di carattere più generale nella mia ovviamente figura di commissario straordinario per la scarsità idrica. È necessario che le reti idriche siano messe a regime, è necessario ovviamente che l'acqua, che quest'anno come diceva è un po' più di quella dello scorso anno, e ci fa piacere, ma la gestione ordinaria dell'acqua non può essere dipendente dal fatto che ci siano o meno risorse e che la pioggia cada. Va fatta in maniera strutturale, l'organizzazione che ci si sta dando va proprio in quella direzione, nella consapevolezza che la gestione idrica è una gestione complessa e complicata, tutti devono fare la propria parte, ovviamente la struttura commissariale che in questo momento sta lavorando in maniera molto importante in stretta sinergia con la Regione Siciliana e le province e i territori, ma anche i cittadini che ovviamente debbono da un lato avere un po' di pazienza, ma tanta ne hanno avuto in questi anni, 40 anni. Nella consapevolezza però che, come dico sempre io, la gestione dell'acqua non si fa di estate, l'emergenza si gestisce durante i mesi invernali e quindi sicuramente adesso si lavora, come è ovvio, purtroppo in contingenza e ci auguriamo che nel volgere di qualche mese la soluzione strutturata e organizzata venga messa a terra. I sindaci nei giorni scorsi, i sindaci della provincia di Agrigento hanno minacciato di togliersi la fascia e di mettersi tutti perché non possono più far fronte appunto a questo problema. La regione siciliana è un po' assente. Secondo lei cosa si potrebbe fare? Ma la gestione della regione siciliana, come vi dicevo prima, in realtà è presente con l'ente gestore di Sicilia Acque, che è ovviamente questa società partecipata privato-pubblico con la compartecipazione importante della regione siciliana. Il discorso è legato essenzialmente alla conservazione dell'acqua che cade e alla distribuzione. Allora, le reti, è inutile nasconderci dietro un dito, sono reti che per diversi decenni non sono state mantenute attraverso delle modalità di gestione localistiche che ovviamente non hanno messo al centro quella che è l'attività di produzione, di trasformazione, di trasferimento e di trasporto dell'acqua. Io una cosa tengo solo a dire, che acqua pubblica non significa acqua gratuita, cioè l'acqua non può essere gratuita perché la gestione di chi pompa acqua e chi trasporta acqua fino ai rubinetti delle case di ciascuno dei cittadini dei territori non può essere gratuita perché ha un costo e il costo deve essere ovviamente sostenuto dalla collettività. E sulla quantità di acqua in arrivo all'AICA, la Presidente Nobile ha diffidato Sicilia Acque a erogare 70 litri di acqua promessi da Sicilia Acque. Per quanto riguarda Agrigento e la propria provincia, i sindaci hanno minacciato di togliersi tutti la fascia se Sicilia Acqua non interviene a suo aiuto. Anche su questo abbiamo un importante aggiornamento. Noi ieri abbiamo formalmente diffidato Sicilia Acque ad erogarci entro questa mattina i 60 litri promessi, 60 litri che non erano stati erogati fino a questo momento e stamattina sono stati erogati, quindi la nostra modalità operativa, che purtroppo non volevamo portare avanti, ha portato al risultato atteso, quindi 60 litri stamattina sono arrivati, Agrigento ha i 60 litri promessi, ma il 1° luglio, se non ci saranno i 110 litri che anche lì erano stati promessi, andremo avanti per le vie giudiziarie, come abbiamo detto. Auspichiamo che ciò non accada, però stamattina i 60 litri ci sono, quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Sapete da quanto tempo c'era questa fornitura ridotta? Sì. Nell'immediatezezza, noi quando abbiamo chiesto la risorsa eravamo a fine maggio, quindi già ai primi di giugno volevamo questa risorsa aggiuntiva e in realtà un'altra cosa importante, noi abbiamo chiesto la documentazione relativa ai lavori sul Fanaco, abbiamo chiesto questo perché sono stati creati dei disservizi a tutti i cittadini, disservizi per i quali noi ribalteremo tutti i costi su Sicilia Acque perché non è un disservizio causato dal gestore e vogliamo vedere tutto l'incartamento per comprendere questi lavori, quando sono stati effettuati, come sono stati effettuati, per dare una corretta informazione agli utenti perché è doveroso.